sono Salvatore Piscella e vengo dall'Emilia Romagna, però sono di origini sarde. Da più di 30 anni che ho dei problemi di piorrea e sono arrivato al punto di non avere più neanche un dente. Avevo una protesi movibile che mi ha fatto dannare per tantissimi anni. E allora mi sono deciso e ho intrapreso appunto la via di mettermi una protesi, in poche parole, una protesi però fissa, che non mi desse i problemi che mi dava la movibile. L'esperienza con la protesi movibile, cioè, anche ti fa fare una vita anche abbastanza più riservata, diciamo, perché non riesci ad esternare quello che potresti esternare con un sorriso bello, diciamo. Sono felice e sento molto la differenza. Sento di avere quasi i miei denti, in poche parole. Secondo me ti ringiovanisce di almeno 10-15 anni. E poi appunto non hai il problema di dire devo aprire la bocca per sorridere. Così sei più libero, ti senti più libero. Il viaggio è pieno di divertimenti e l'importante è sapersi divertire e divertirsi con gli altri, proprio esternare la tua felicità con gli altri. Let's go, folklore and rock and roll. Jakke treno ut i che scende un po' Ci siamo ritrovati tutti, sembra l'Italia in Moldavia, e da tutte le parti d'Italia e anche d'Europa, diciamo. Ed è stata l'occasione anche di conoscere altre culture. Sono molto contento, il rapporto dei medici è bello perché poi alla fine sono tutti dei ragazzi giovani e già quello è una grandissima cosa, capito? Poi molto partecipi e ti accompagnano in tutte le tue problematiche. È una cosa bella, anche se è astratta, è una cosa bella che vorresti che lo provassero anche tutti quanti gli altri, perché poi è così che si vive, per essere felici più o meno. Ma io ho cercato sempre di vivere i problemi, però pensando sempre alla positività. Perciò vivo bene. Ma io ho avuto l'altra esperienza perché il primo viaggio l'ho fatto a Bucarest e già ero preparato e anche lì mi sono divertito molto, diciamo, ma perché sono io una persona che prende la vita così, sono venuto anche per divertirmi, per me sono ferie queste qua. Ho preso proprio questi giorni qua come se fossero le mie ferie e sto cercando di divertirmi perché è giusto così. Okay. E poi ho trovato delle bellissime persone proprio, bellissime. E ho fatto anche un gruppo, sì. Perciò chi si vuole unire, noi siamo qua. Sì, potete lasciare il vostro numero di telefono e noi lo metteremo sul gruppo. Secondo me il sorriso è la cosa più importante poi per la persona. E anche moralmente, psicologicamente ti aiuta ad andare avanti e vivere più serenamente, diciamo. Perché io vedo anche le persone che hanno appunto problemi di denti, hanno difficoltà a partecipare ai discorsi, a sorridere, a ridere, perciò alla fine il sorriso, secondo me, è una di quelle cose che ti deve avere più tranquillo, sì.